da Enrico Bonemei trasmettiamo la 14ª giornata del campionato di Serie B Baseball Girone C, giornata di recupero. Oggi infatti giocheranno solamente nel Girone C 4 squadre. La partita odierna tra la Cupramontana e New Rimini, recupero necessario per stabilire la prima in classifica del Girone C, e l'altra gara sarà tra i Falcons e non mi ricordo quale squadra, comunque sempre dopo ve lo comunicheremo. Vedete che dal video si vedono entrare le squadre per l'inno nazionale e a breve inizierà l'inno. Nel frattempo io ve lo dirò dopo l'inno, perché adesso parte, anche noi staremo in silenzio, ascolteremo in piedi l'inno. A casa base i due manager si scambiano i documenti per questa partita. Ricordo che per la New Rimini è fondamentale la vittoria di almeno uno dei due incontri. Probabilmente la vittoria del primo incontro non farà eseguire la seconda partita, e quindi ci auguriamo che la New Rimini chiuda qui la prestazione oggi. Passo la linea a Gabrielli, mio collega. Buona partita a tutti. Di nuovo buongiorno, allora vi do le formazioni. La New Rimini si schiererà in difesa nella parte alta del primo inning in questo modo. Allora, la batteria è composta da Tommaso Aiello e dal ricevitore Tommaso Signorile con il numero 11. Poi prima base abbiamo Thomas Canuti con il numero 9, seconda base abbiamo Perazzini Enrico con il numero 27, terza base Thomas Cifalinò con il numero 24, interbase Cortesi Iuri con il numero 34, esterno sinistro Amedeo Focchi numero 43, esterno centro Romano Pini con il numero 53 ed esterno destro abbiamo Andrea Gabrielli con il numero 0. Battitore designato nella gara sarà Davide Bonemei. Ci dicono che in federazione questo scontro dovrebbe essere giocato
su 2 partite, è un recupero che abbiamo dovuto fare. Allora, se la New Rimini vincerà la prima partita, la seconda risulta ininfluente, perché anche se i Falcons vinceranno tutte e 2 le partite, praticamente si arriverà a pari merito nel girone, e poiché a pari merito la New Rimini, praticamente, avendo vinto 3 partite e persa una contro appunto i Falcons, che sono arrivati a pari punteggio, viene dichiarata prima, diciamo, del girone, e la prima del girone poi andrà a giocare contro la seconda del girone D, una squadra possibile tra la Fiorentina, tra l'Astrasigne, i Lancer di Lastrasigne, o potenzialmente potrebbe essere la squadra di Nettuno. Questo sarà deciso dopo oggi, sempre oggi, e eventualmente al termine della partita forse saremo in grado di darvi, forse, perché non ci vuole niente, che nell'altro girone dovranno magari giocarsi tutti e 2 gli scontri, e dunque saremo in grado eventualmente di scriverlo nel sito della New Rimini, che sarà aggiornato appunto per questo. Inizia la partita adesso, primo lancio di Tommaso Aiello, è credo un ball, l'arbitro non ha chiamato nulla, il primo del lead-off è Filippo Bucciarelli, secondo ball consecutivo, è l'esterno sinistro con il numero 13, parte subito con 2 ball. E terzo ball, sfugge dalla mano. Buongiorno al presidente, alla presidente. Scusatemi, 2 ball e 1 strike, ha aggiornato adesso il conteggio. Si va sul 2-2 dopo lo swing che ha strisciato la palla e l'ha mandata in foul, dunque 2 ball, 2 strike. Non ci aiuta il tabellone, e K con swing, primo K per Aiello, Tommaso Aiello. Adesso nel box il ricevitore Edoardo Sebastianelli con il numero 21. Squadra quella del Cupra, rimaneggiata rispetto la partita di ritorno, che è stata giocata 15 giorni fa. Primo lancio swing, una squadra che mediamente di squadra batte praticamente 280 contro i 315 della New Rimini. Secondo lancio, bel lancio, uno slider che sorprende il battitore, 2 strike. Curva che non scende a sufficienza, un ball, 2 strike, il conto su Edoardo Sebastianelli con il numero 21. E swing, secondo K. Si lascia invogliare da una palla, la fast veloce, nel box di battuta Alessandro Salazar. Ci ricordiamo l'andata, con una buona media battuta Salazar. Primo lancio, ball.
autore di un triplo nella seconda partita, Salazar, 2 ball. Salazar. Terzo ball su Salazar. Primo strike sul filo esterno, guardato da Alessandro Salazar. Lancia una curva, la gira, facile preda dell'esterno sinistro, Amedeo Focchi. Terzo eliminazione, dunque termina il primo inning, la parte alta. Noi andiamo in pubblicità e ci risentiamo a minuti. Di nuovo in linea dallo stadio del baseball di Rimini, stadio dei Pirati, parte bassa del primo inning, primo attacco della squadra ospite, nulla di fatto, come abbiamo visto. Lì vi do il line-up della New Rimini. Allora, primo in battuta è Romano Pini con il numero 53, secondo Thomas Canuti numero 9, terzo Amedeo Focchi 43, quarto Andrea Gabrielli con il numero 0, quinto in battuta Davide Bonemei DH, sesto Thomas Cifalinò con il 24, settimo Yuri Cortesi numero 34, ottavo Tommaso Signorile il catcher con il numero 11 e il nono Enrico Perazzini 27, nonché seconda base. L'arbitro di casa base Massimiliano Santoni, praticamente l'arbitro capo, dà l'avvio alla parte bassa del secondo inning e è assistito sulle basi da Marco Mignola, arbitro Marco Mignola. Primo lancio è basso, primo lancio basso, ball. Lanciatore della squadra del Cupra è Stefano Colazza. Secondo lancio è uno strike, Romano Pini lo guarda, un lancio slider, un ball e uno strike. Secondo lancio rimane alto,
sempre una palla praticamente con l'effetto. 2 ball e 1 strike, il conto su Romano Pini. Lead off nel baseball ha l'obbligo di, diciamo, passatemi il termine proprio, di arrivare in base o chiaramente base per ball, scegliendo bene i lanci, oppure, se non è possibile, con il bunt o la valida. 3-1 il conto. Secondo lancio sul filo esterno, così decreta l'arbitro Massimiliano Santoni. Conto pieno su Romano Pini, adesso sarà costretto a allargare l'area dello strike per non far decidere all'arbitro. Fino adesso nessun uomo sulle basi. Gira infatti una palla che potrebbe essere stata destinata sul filo esterno. Nel dubbio Pini non fa decidere all'arbitro, come abbiamo detto. Conto sempre invariato, conto pieno, 3 ball, 2 strike. Dicevamo Stefano Colazza, ricevuto da Edoardo Sebastianelli. Base per ball, ottimo risultato per il lead off. Adesso Thomas Canuti, numero 9, posizionato in prima base nella partita, in difesa. Canuti. Lascia il primo lancio alto, abbondantemente alto. Un ball, dunque. Secondo lancio ancora alto. Dicevamo la squadra avversaria è dislocata nel campo, oltre alla batteria. In prima base c'è Edoardo Luconi con il 77. Terzo lancio strike, 2 ball 2 strike, poi seconda base Ronald Rodriguez, terza base Eric Brunetti, interbase abbiamo Alessandro Salazar con il numero 5, esterno sinistro Filippo Bucciarelli, esterno centro Federico Fiorentini. Nel frattempo secondo strike consecutivo ed esterno destro Alessio Pirani, battitore designato Giulio Zitti con il numero 16. 2 ball, 2 strike. Ancora Pini sempre fermo e gira il terzo lancio, uno swing, primo K per il partente del Stefano Colazza del Cupra Montana. Amedeo Focchi con un out, corridore in prima, riceve i segnali del manager Zucconi, suggeritore in terza. Molti lanci carichi di effetti. E su primo lancio rubata riuscita da Pini, che di fatto arriva a salvo anche per un lancio impreciso che non fuori base, che non può essere raccolto né dall'interbase né dalla seconda base. Dunque evitato il doppio gioco. Adesso Amedeo Focchi con uno strike sarà libero chiaramente di scegliere i lanci migliori e non sarà soggetto chiaramente a delle giocate, dalle girate forzate, bunt o batti e corri che sia. Lancio è un
lancio esterno, il solito slider che questa volta non entra nel filo esterno, un ball e uno strike su Amedeo Focchi. Battuta alta, una volata per un pesta e corri che va in porto, volata che di fatto porta in posizione ancora più vicina al ponte, appunto per Pini. Eliminazione F9 per Focchi. Nel box Andrea Gabrielli, il quarto del line-up, 2 out, corridore in terza. Romano Pini, sicuramente libero nel box di scegliere i lanci più attinenti. Lancio che grazie a un tuffo, a un bloccaggio, non diventa pazzo, molto fuori dal piatto. Dunque un ball, solo un ball. Lancio ancora esterno, lancio questa volta più veloce, secondo ball. Lanciatore che predilige la parte esterna dell'area dello strike, filo esterno. Stavolta smentisce con un lancio interno, però sempre destinato al ball. 3 ball. Base su ball. Corridori agli angoli. Davide Bonemei. Adesso vediamo se il manager della New Rimini chiamerà la rubata d'ufficio con 2 out. Non è detto che sia così. O lascerà libero. Primo lancio è alto, un ball. Oramai 5 ball consecutivi lanciati sulla parte più importante del line-up della New Rimini, dal pitcher, consapevole chiaramente della potenziale pericolosità dei battitori, cerca appunto di non entrare in modo eccessivo. Altro ball. Sì, Andrea Gabrielli nel frattempo in prima cerca di invogliare al lancio per far entrare il punto, è chiaramente un gioco di forzato. Allora, sì, se l'eliminazione viene dopo entra il punto. Battuta valida e il bel punto con RBI. Punto con RBI. Bonemei, dobbiamo dire, fino adesso con 389 in media battuta, un'ottima media, un bel singolo con RBI per Bonemei nel box di battuta con corridori in prima e seconda base. Adesso Thomas Cifalino, sesto del line-up. Una valida che scavalca il prima base e cade nella terra di nessuno, quella di Bonemei. Primo lancio ball.
Ciffo. Secondo lancio ball, esterno. Sì. Battuta troppo anticipata in foul. 2 ball e 1 strike su Thomas Cifalinò. Due ball e 1 strike. Ancora ball, terzo ball. 3-1 il conto, sempre 2 out e 2 corridori dell'Agno Rimini che presidiano la prima e la seconda base. Lancio pazzo, bloccato, basi su ball, basi piene, basi su ball. 2 out, basi piene, Yuri Cortesi con il 34 nel box di battuta. Un punto messo nel carniere per l'Agno Rimini. Ottima opportunità, 2 out. Bisogna scegliere bene i lanci. Entra con uno strike, una sinker, una palla che sembrava destinata all'esterno, poi entra all'ultimo, lanciatore destro. Secondo lancio colpito, ma in un profondo foul sulle tribune. 2 strike. Massimo vantaggio per il pitcher del Cupra Montana. Adesso si deve difendere, non può sicuramente misurare con il calibro i lanci. Lancio ottimamente fermato, un lancio esterno dal ricevitore. Dunque il conteggio si aggiorna a 1 ball, 2 strike. Singolo! Singolo da 2 punti sul pitcher. Bel singolo di Iori, un singolo da 2 RBI. Il classico singolo sul pitcher all'altezza sulle caviglie destinata, non può assolutamente far nulla, passa sopra la seconda base. Sì. Dunque corridori, nuova situazione, corridori sul primo e secondo cuscino, nel box di battuta Tommaso Signorile, il ricevitore dell'Agno Rimini. Primo lancio, ball. Lancio esterno, secondo ball,
tentativo di pick-off sul corridore di prima, su Yuri Cortesi, nulla di fatto, rientra in tempo. 2 ball. Entra con 1 strike, questa volta gioca sul filo esterno. 2 ball e 1 strike. Lancio sul lancio fermato in qualche modo, ma il catcher perde un po' la palla, avviene la doppia rubata, dunque i corridori della New Rimini si sono spostati rispettivamente sulla terza e sulla seconda base. Cifalinò sulla cuscino di terza, Yuri Cortesi sul cuscino di seconda. Sul punteggio di 3 ball e 1 strike, 2 out, Signorile è pronto a ricevere l'ennesimo lancio. Base su ball, di nuovo basi piene, e nel box di battuta Enrico Perazzini, basi piene. Ultimo del line-up, visita da parte del manager del Cupra Montana. Noi possiamo andare in pubblicità. Di nuovo in linea, parte bassa del primo inning sul punteggio provvisorio di 3-0 per la New Rimini. Ancora siamo appunto alla parte bassa del primo inning, 2 out e basi piene per la New Rimini, e nel box di battuta Enrico Perazzini, il nono del line-up. Ultimo arrivo in base per ball, dopo 2 singoli consecutivi. Primo lancio, strike nella parte bassa dell'aria. Si carica di 1 strike, Enrico Perazzini. Batte. Vediamo cosa classifica il classificatore. Sentiamo la decisione del classificatore. Chiediamo al classificatore se è valida o l'errore. Valida. Una rimbalzante, sì, che non di facile presa, mi suggeriscono valida. Primo lancio, forse è stato anticipato Pini, dunque termina l'attacco sul punteggio di 4-0, Pini va out 1-3. Termina il primo inning, pubblicità.
Di nuovo in linea dallo stadio dei Pirati, di baseball dei Pirati, secondo inning, 14ª giornata, campionato di Serie B, girone C, giornata di recupero, recuperare una partita persa per allarme meteo rosso, primo lancio sospesa dunque, primo lancio strike, secondo lancio è un ball e uno strike, su il quarto che è Edoardo Luconi con il numero 77. Bello strike sul filo esterno con swing, un ball, due strike. E K con swing, terzo K per il partente Tommaso Aiello. Nel box di battuta adesso il pericolosissimo Ronald Rodriguez, autore di molte valide nella partita di ritorno, in quel di Cupra Montana, battuto come un fabbro, ce lo ricordiamo con il regista. Primo lancio, rilasciata la palla male, è un ball alto, un out. E swing, questa volta gira una palla, uno slider, un ball e uno strike. Secondo strike con swing, un ball, due strike. Palla che rimane esterna, due ball, due strike. K con swing. Il regista mi ricordava che non è sempre domenica. Secondo out nel box di battuta, il sesto del line-up, Alessio Pirani, esterno destro, numero 30. Il primo lancio rimane alto, ball. Secondo lancio basso, ball, due ball. Swing, questa volta era lancio un bello strike. Tre ball e uno strike dopo che è scivolata la palla al pitcher, partita praticamente rimbalzata a metà strada sull'erba direttamente, proprio una classica scivolata la palla. Tre ball e uno strike, due out
nessun corridore sulle basi. Bello strike, conto pieno, 2 out. Dovrà allargare Alessio Pierani l'area dello strike per non far decidere all'arbitro. Infatti gira una palla destinata alla parte bassa dell'area, si difende su un profondo foul sulla destra, sopra il tetto del ristorante. Allora mi dicono che è battuto sulle reti. Base su ball, prima base su ball concessa, un lancio che rimane basso. Adesso nel box di battuta il terza base Eric Brunetti, numero 2. Primo giocatore che mettono sulle basi il Cupra Montana, dunque Alessio Pirani. Primo lancio, uno strike, lo guarda il battitore del Cupra. Secondo lancio l'arbitro lo vede troppo basso, somigliava molto a uno strike, un ball e uno strike. Questo è strike, era il gemello del precedente. Un ball, 2 strike, 2 out, corridore sul cuscino di prima. E strike con swing. Quarto K, termina la parte alta del secondo inning senza nulla di fatto, pubblicità. Di nuovo in linea, parte bassa del secondo inning, ultima giornata del campionato di Serie B di baseball, girone C. È una partita di recupero dell'andata, partita sospesa per allarme meteo. Nel box di battuta Canuti Thomas, secondo turno, lascia un lancio molto esterno, un ball eclatante.
sì, 21 anni per Canuti, festeggiati venerdì scorso, batte, out al volo, out, rimane corta, F4, no, F3 è il primo base, F3 è il primo, F4, infatti ho detto F4. Nel box di battuta Amedeo Focchi, un out, lancio esterno, un ball, adesso ho lavorato molto sui fili, palle soprattutto cariche di effetto, poche palle veloci, pitcher partente, secondo lancio sul filo, lo guarda Amedeo Focchi, un ball e uno strike il suo conto. Palla curva, sembrava molto alta perché il catcher l'ha presa in alto, però l'arbitro la vede strike, dunque un ball, 2 strike. Adesso sarà costretto a allargare l'aria per non far decidere all'arbitro. Questa sicuramente non può essere uno strike, è un ball molto esterno. E questa era la copia dell'altra che però l'arbitro ha visto che è ball. Conto pieno, 3 ball, 2 strike. Conto pieno su Amedeo Focchi. Ball. Base su ball. La legge della compensazione. Nel box di battuta con un out e Amedeo Focchi sul cuscino di prima, Andrea Gabrielli col numero 0, posizionato all'esterno destro. Strategie offensive appena segnalate in codice dal Zucconi, subito eccolo qua, era un batti e corri, fortunatamente sì, è andato in foul, si carica di uno strike, era partito Amedeo Focchi, era già praticamente arrivato sul cuscino di seconda per il foul, deve tornare sul cuscino di prima, dunque si carica di uno strike. Gira lo slider, non lo impatta, si carica del secondo strike. Adesso dovrà difendere, lanci insidiosi, questo del in foul per poco, una battuta che se entrava come minimo era un 2 basi. Eh sì, perché quando arriva nell'angolo là addirittura tante volte arriva anche, diventa un triplo. 2 strike, conto invariato. Aveva preso una palla destinata, eccolo qua, la stessa, questa volta era anche più esterna, un ball, 2 strike, una palla destinata sul filo esterno, alla parte esterna dell'area, impattata
un attimo un pelo di ritardo col precedente. Ancora esterna, 2 ball, 2 strike, un out, corridore sempre sul cuscino di prima. Andavi K con quella perché girava. 2 ball, 2 strike. Out al volo, deve tornare indietro Amedeo Focchi. Out al volo F7. Palla che non rimane, non va profonda. Nel box di battuta con 2 out e sempre corridore sul cuscino di prima, Davide Bonemei, autore della prima valida della partita. Bonemei, prima Santoni, di casa Santoni Massimiliano. Sulle basi è Mignola. Lancio esterno, ball, 2 out. Altra valida! E dobbiamo dire che Davide Bonemei ha una mazza veramente calda, ben per la New Rimini. Seconda valida consecutiva, 2 su 2, fino adesso nel box di battuta con 2 out, corridori sul primo e secondo cuscino, Thomas Cifalino. Lancio alto, ball. Secondo lancio strike sulla parte alta dell'area, così decreta l'arbitro Massimiliano Santoni. Ricordiamo è assistito sulle basi da Marco Mignola. Secondo ball, 2 ball e 1 strike. Dai, mettila lì, dai! Terzo ball, 3 ball e 1 strike. Là, 3 ball, là. Allora chiacchierano. Tre ball e 1 strike. Gira una palla in foul, era palla alta probabilmente base ball, però nel dubbio, anche se non era obbligato, probabilmente voleva spingere un altro punto a casa. Adesso conto pieno.
persa! Allora, bella giocata. Singolo di Cifarino. Sul tiro in prima corre a casa per il punto che entra Amedeo Focchi. Nella giocata il catcher prende la palla, ma nell'andare a toccare il difensore perde la palla ed entra dunque il punto. Sul tempo c'era la giocata, ma giocata anche palla sicuramente non precisa. Il catcher non ha potuto fare altro, dunque entra il quinto punto. Due out, corridori prima e seconda base. Nel box Yuri Cortesi. Palla battuta sull'interbase che raccoglie con un'assistenza 6-5. Fa la terza eliminazione. Termina l'inning, parte bassa, punteggio 5-0, pubblicità. Di nuovo in linea dallo stadio dei Pirati di Rimini, Cupra Montana, New Rimini, 14ª giornata di recupero, campionato di Serie B, girone C, gara che deve stabilire la prima del girone per i playoff. Parte alta del terzo inning, 5-0 nel box di battuta per la New Rimini, Giulio Zitti con il numero 16 DH del Cupra. Primo lancio, ball. Lancio troppo basso. Due ball. Strike con swing. Una fast veloce. Altra fast in foul, tenta il prima base l'esterno, ma troppo profonda per effettuare l'eliminazione al volo. Dunque 2 ball, 2 strike il conto sul DH Giulio Zitti. Strikeout, Looking, quinto K, il primo guardato dal Cupra.
sulla squadra del Cupra e però quinto K per l'ottimo Aiello. Scusatemi, sesto K, sesta eliminazione. Bella curva, stupenda curva che sorprende il battitore. Primo strike. Bella palla, scende improvvisamente, taglia il piatto. Secondo è lancio basso, un ball e uno strike e una dritta bassa che rimane troppo bassa. Lancio alto interno, 2 ball e uno strike su Federico Fiorentini, numero 8, esterno centro, il nono del line-up, l'ultimo battitore. Gira in foul il quarto lancio, 2 ball, 2 strike. Il ball, 2 strike e un out. K looking, secondo K looking consecutivo. Nel box di battuta per la seconda volta il lead-off Filippo Bucciarelli, esterno sinistro, numero 13. Primo lancio girato. Sì, è partito, ma la mazza, sì, quando ha deciso di fermarsi la mazza oramai era partita. Un ball e uno strike, un ball e uno strike, prima gli ha dato girata. Bello slider che fa girare uno swing, un ball, 2 strike, il conto. E questa volta entra con una dritta, il giocatore si difende in foul, palla che si impenna e sbatte sulle reti di protezione alle spalle del catcher. Entra con uno slider, l'arbitro lo vede basso, dunque decreta il secondo ball, 2 strike, 2 out, tutto 2 sul tabellone. Terzo ball, una palla, una fast che rimane un po' bassa. Conto pieno dunque sul lead off. Palla che batte, rimbalza, assistenza, raccoglie il pitcher, assistenza 1-3. Terza eliminazione, termina la parte alta del terzo inning, 5-0, pubblicità.
Di nuovo in linea, Stadio dei Pirati, parte bassa del terzo inning, punteggio 5-0 per la New Rimini. Nel box di battuta Tommaso Signorile, l'ottavo del line-up. 4 punti segnati nel primo inning, 1 punto segnato nel secondo. Batte subito la primo lancio, out a volo, ottima corsa, dobbiamo dire, dell'esterno centro. Eliminazione F8. Eliminazione non banale. Nel box di battuta Enrico Perazzini, l'ultimo del line-up. Entra subito con uno strike sul filo esterno. Palla lenta, primo lancio. Gira la seconda palla, sempre uno slider, out al volo, sempre F8. Questa volta facile presa, deve fare qualche passo in avanti. Secondo out. Sì. Nel box di battuta Romano Pini comincia a lavorare con palle ancora più lente, il pitcher del Stefano Colazza. Bisogna spingere oramai questi lanci, altrimenti la palla fa fatica a uscire dal diamante. Primo lancio è un lancio, una slider interno. Esce dal box per non essere colpito Romano Pini. Un ball. Batte la seconda, una profonda volata, preda dell'esterno sinistro, F7. Termina velocemente il terzo attacco della New Rimini senza nulla di fatto, pubblicità. Di nuovo in linea dallo stadio del baseball di Rimini, Cupra Montana New Rimini, parte alta del quarto inning, 14ª giornata di recupero, giornata necessaria per stabilire la prima del girone C. Primo lancio è un ball, lancio su Sebastianelli Edoardo, ricevitore. Secondo lancio sempre ball, troppo basso ed esterno. Stavolta è uno strike che
rimane nella parte bassa, ma è strike. Però sai che così si vede più. Terzo ball. Bisogna perdere il battitore. Base su ball. Seconda base su ball concessa da il partente Tommaso Aiello. Nel box Alessandro Salazar. Pick-off senza nulla di fatto, anche perché il corridore non si era staccato. Entra subito con un fast sulla parte bassa, la guarda Alessandro Salazar e si carica del primo strike. Secondo strike con swing. Adesso nulla di buono per Salazar. Palla spizzata in foul. Sì, una palla che era rivolta verso di noi. Cuscino ha fatto il suo dovere. Conto invariato, 2 strike. Corridore sempre in prima, 0 out. Parte alta del quarto inning. Primo ball, palla che rimane bassa. Salazar giustamente non gira la mazza. Nel frattempo il manager del Cupra, attraverso segni codificati, lancia lo schema d'attacco per i suoi. Era un batti e corri. Salazar batte in foul. Un ball, 2 strike, sempre congelato il conteggio su Salazar. E su un tentativo di pick-off, palla persa palla persa, diciamo lancio sbagliato, e il corridore del Cupra, su errore di tiro, arriva addirittura sul cuscino di terza. Primo errore difensivo per l'Agno Rimini. Adesso sicuramente Salazar sarà libero da schemi offensivi. Un ball, 2 strike, e il pitcher dell'Agno Rimini si dovrà concentrare con i lanci. Una palla curva che rimane alta, un cambio comunque sia, palla con effetto. 2 ball, 2 strike, il conto su Alessandro Salazar. Ancora palla destinata al ball, questa volta esterna e bassa, conto pieno.
Palla battuta, no, valida, vediamo. Eh sì, valida. Valida, prima valida, entra il punto per la squadra ospite del Cupramontana. Un punto, 0 out, corridori prima e vediamo subito l'allenatore dei lanciatori, una prima visita per l'ottimo partente e noi andiamo in pubblicità, sì. Terminata la visita, allora corridore in prima base, punto entrato e Edoardo Luconi. Allora su primo lancio praticamente giocata sul batti e corri. Sul tempo praticamente arriva salvo, così decreta all'arbitro sulle basi Marco Mignola. 0 out, lancio che somigliava più a uno strike, però l'arbitro chiama ball, un ball e uno strike. Stavolta il battitore toglie il dubbio, secondo strike con swing. E K con swing. Un out nel box, Ronald Rodriguez, soprannominato Romy. Mazza pericolosa, bisogna lavorarlo bene. Nulla di buono per lui. Batte subito, out al volo. Out al volo. F6. Secondo out nel box Alessio Pirani. Primo arrivato in base, camminando, base su ball. Primo swing. Secondo lancio ball, basso. Un ball e uno strike il conto. Secondo strike, un ball, 2 strike.
Si difende in foul su una palla destinata alla parte bassa. Conto invariato, un ball, 2 strike, 2 out, corridore sempre sul cuscino di seconda. Rubato. Lancio rimane alto. 2 ball, 2 strike, 2 out. Questo è il conto sul tabellone. Buon occhio per Pirani, questa volta è stato graziato, conto pieno. Base ball. Così, seconda base ball per Alessio Pirani, 2 basi conquistate guardando solo i lanci. Nel box di battuta Eric due uomini in base, in prima e in seconda. Brunetti Eric, terza base nel box di battuta. Gira subito il primo lancio. Out al volo. F4 del ottimo seconda base Enrico Perazzini. Termina il parte alta del quarto inning con il punto messo a segno dal Cupramontana. 5-1, pubblicità. Di nuovo in linea dal stadio del baseball di Rimini, Cupramontana, New Rimini, parte bassa del quarto inning, punteggio 5-1. Nel box di battuta, terza apparizione per Thomas Canuti, bisogna cercare di allungare. Gira subito la prima palla, si impenna. Facile preda, eliminazione F3. Un out, gira subito il primo lancio.
No, un F4, una volata in out in seconda, un out in prima e il primo giro un K. Nel box adesso Amedeo Focchi. Primo lancio ball, esterno e basso. Strike sul parte centrale dell'area. 1-1 il conto. Out al volo F6. 2 out veloci. Nel box di battuta Andrea Gabrielli. Calato molto di velocità il partente della Cupra, bisogna spingere molto sui lanci. Entra con uno slider, una palla sempre carica di effetto, la Gabrielli la guarda, destinata, prima era alta, diciamo partita alta e poi scesa sul filo. Uno strike dunque. Gira il secondo lancio, sempre una palla questa volta sempre destinata alla parte esterna, più veloce. Si difende girandola in foul alla destra. Massimo vantaggio per il pitcher del Cupra Montana. Colazza Stefano, partito male nei primi 2 inning, ma adesso sta recuperando. Stavolta il lancio è un... Sì, lanci precisi sui fili. L'attacco della New Rimini fa fatica a impattare le palle e tradurle, impattare oppure quando vengono impattate tradurle in valide. Altro ball, lancio molto esterno, 2-2, 2 ball, 2 out, 2 ball, 2 strike e 2 out, tutto 2. E questa è una valida che cade davanti all'esterno, battuta in campo opposto. Rimette in base i giocatori della New Rimini dopo un inning praticamente velocissimo. Bonemei con il numero 42, quinto del line-up. Primo lancio è un ball. E altra valida. Allora, singolo di Bonemei che spinge Andrea Gabrielli sul cuscino di terza, poi su un errore difensivo Bonemei riesce addirittura a conquistare il secondo cuscino.
oserei dire con un atteggiamento prudente, il manager Zucconi ha affermato Gabrielli che probabilmente sarebbe riuscita anche ad arrivare a casa, appunto, però sarebbe stata una giocata molto ardita. 2 out, corridori sul cuscino di prima e di seconda e nel box di battuta Cifarino Thomas. Comunque Bonemei 3 su 3 fino adesso, mazza ancora più calda per Davide Bonemei, lancio alto, esce male dalla presa del pitcher. Battuta sull'Interbase che raccoglie e con un'assistenza 6-3 sul tempo riesce a fare la terza eliminazione. Nulla di fatto dunque, punteggio 5-1, pubblicità. Di nuovo in linea, stadio del baseball di Rimini, incontro Cupra Montana New Rimini, di fatto è un recupero per stabilire la prima del girone tra la New Rimini e i cugini dei Falcons, sempre squadra riminese. Allora, primo lancio sul DH, l'ottavo del line-up, Giulio Zilli, lancio basso, ball. Ancora, dunque, il quinto inning lo inizia il partente Tommaso Aiello. Secondo lancio, swing, un ball e uno strike. Secondo lancio decretato ball dall'arbitro di Casabase Massimiliano Santoni, somigliava molto a uno strike sul filo. Secondo strike, 2 ball, 2 strike. Strike out, looking. Primo out del quinto inning, nel box di battuta, l'ultimo del line-up, Federico Fiorentini, esterno centro numero 8. Nove eliminazioni al piatto fino adesso per il partente Tommaso Aiello. Allora, parte con un lancio ball su Federico Fiorentini.
Secondo ball, lancio molto esterno. Terzo ball, rimane palla che rimane alta. Primo strike sulla filo basso dell'aria, 3 ball e 1 strike. Basi su ball. Un out. Di nuovo per la terza apparizione il lead-off Filippo Bucciarelli. Un out, cuscino di prima occupata, lead-off Filippo Bucciarelli nel box. Primo lancio rimane basso, ball. Visita del manager Zucconi. Sostituzione per Tommaso Aiello. Sostituzione con il numero 20 Tarassi, Francesco, e per il riscaldamento noi andiamo durante il riscaldamento in pubblicità. Di nuovo in linea al termine del riscaldamento, parte alta del quinto inning con un out, un corridore sul cuscino di prima è subentrato e sul conto di un ball è subentrato il rilievo Francesco Tarassi, giocatore giovanissimo, adesso vi dire un under 18.
Doppio gioco! Mi sono perso la giocata. Che giocata ha fatto? Mi sono perso la giocata. Com'è andata? Ah? Grandissima giocata. Allora, Tarassi fa battere il giocatore che tira verso di lui, si gira, lancia in seconda e dalla seconda tira in prima. Doppia eliminazione, giocata spettacolare, possiamo dire. Noi andiamo in pubblicità. Parte bassa del quinto inning, dopo aver visto la bella giocata difensiva del parte alta del quinto, appunto, doppio gioco, battuta sul pitcher che assiste in seconda l'interbase lancia in prima base, doppio gioco con un out, termina l'inning. Nel box di battuta Yuri Cortesi, autore della giocata, della giocata, nel box lascia il primo lancio, un ball, sul sempre l'ottimo partente Stefano Colazza, che è andato in difficoltà nei primi due inning e poi se l'è cavata relativamente bene nel quarto perché con due uomini in base non ha incassato nulla. Allora, battuta verso l'interbase e valida su errore. No, arriva in seconda ma su errore di lancio. Sì, però arriva in seconda su errore. Non è che arriva in prima. No, non è valida, è errore di lancio. Sì, però arriva anche in seconda. È arrivato, certo, certo. Su errore di tiro dell'interbase. Sì, su errore del tiro dell'interbase, palla alta, ma già prima aveva tirato un po' alto. Allora, corridore in seconda. Nel box Tommaso Signorile. Bisogna far lanciarlo questo. Primo lancio sul filo interno, l'arbitro decreta il primo strike. Stavolta strike sul filo interno, cambia parte, massimo vantaggio con due strike, adesso Tommaso si dovrà difendere nel dubbio. Un ball, due strike, palla molto esterna.
Ancora. Ruba la terza base su un tiro non preciso, ma anche secondo me, su una palla non bloccata bene. Dunque, con un ball, 2 strike e corridore in terza, ancora Tommaso Signorile nel box per cercare di fare gioco. Gira il lancio, va K con swing. Nel box Enrico Perazzini, l'ultimo uomo del line-up. Ci sono molte possibilità di gioco per Enrico, vediamo quale sceglierà. Batte una volata di sacrificio, volata di sacrificio con RBI, il secondo out, entra il punto. Un RBI per Perazzini, sesto punto per la New Rimini con 2 out. Di nuovo Romano Pini, quarta apparizione nel box di battuta, massima pazienza e scegliere bene i lanci, non strafare in questa situazione. Bunt, salvo su tiro sbagliato, si stacca e con un bunt errore di lancio, vero? Errore o valida? Errore, valida. Allora mi dicono valida. Di Pini, prima valida della partita per Pini. Nel box di battuta Thomas Canuti, ottimo bunt, altro bunt, 2 out, nulla di fatto questa volta perché il bunt con eliminazione 1-3 termina il terzo e il quinto attacco per la New Rimini sul punteggio 6-1. Pubblicità. Di nuovo in linea, parte alta del sesto inning, campo di baseball di Rimini. Incontro Cupra Montana, New Rimini, partita di recupero.
per stabilire la prima del girone C. Nel box di battuta per la terza volta Edoardo Sebastianelli del Cupra Montana, e nel box abbiamo il rilievo Francesco Tarassi. Primo lancio, entra con uno strike guardato dal battitore del Cupra. Secondo lancio rimane basso, un ball e uno strike. Gira una palla, out al volo dell'esterno, ottima corsa dell'esterno destro che scatta e aspetta la palla nel punto di caduta. Eliminazione F9, primo out. Dunque l'ottimo pitcher, il rilievo è praticamente aiutato dalla difesa. Effettuano il primo eliminato. Adesso nel box di battuta il numero 5 Alessandro Salazar, ma buona attinenza con la mazza. Lancio è alto, lo guarda. Un ball. Si vede che sta bene. Swing, si vede che sta bene. Con Paolino e con Paolo. Un ball e uno strike. Secondo strike. Paolo Del Bianco. Un ball, due strike. Lancio che rimane però ball, questa volta rimbalza prima del piatto. 2-2 il conto su Alessandro Salazar. Palla battuta sempre in direzione dell'esterno, questa volta era valida, batte praticamente nella terra di nessuno, dietro il prima base e prima dell'esterno destro. Seconda valida per Salazar, 2 su 3. Nel box di battuta Luconi Edoardo, prima base. Primo pick-off per il rilievo Francesco Tarassi, nulla di fatto. Primo lancio ball su Edoardo Luconi. Strike sulla parte bassa dell'area. Altro ball, 2 ball e uno strike. Ricordiamo un out e un corridore sul cuscino di prima. Segnali in codice da parte del manager del Cupra per i propri giocatori. Ancora pick-off, nulla di fatto.
3 ball, 1 strike, palla che rimane alta. Battuta verso l'interbase che raccoglie assistenza, doppio gioco! Giocata difensiva spettacolare! Giocata difensiva spettacolare da massima categoria. 6, 4, 3. Doppio gioco. Termina il sesto attacco senza nulla di fatto. Pubblicità. Parte bassa del sesto inning nel box di battuta Amedeo Focchi, cambio nel monte del Cupra, entra Giulio Zitti con il numero 16 il DH ed esce il partente, parte col primo lancio sul filo esterno, uno strike che Amedeo Focchi guarda con attenzione, non una grande velocità, batte verso l'interbase che raccoglie ed assiste per l'eliminazione 6-3. Prima eliminazione dunque del parte bassa del sesto inning. Nel box Andrea Gabrielli. Mi sembra una grande velocità per il rilievo.
non sappiamo nemmeno se sia tra l'altro anche un lanciatore di... Ah, l'arbitro chiede di togliere il braccialetto, sapete che i lanciatori non devono avere nulla sulla mano del lanciatore, nulla che possa dar fastidio al battitore. Dunque Andrea Gabrielli, secondo uomo che affronta il rilievo, entra subito nell'area dello strike. Andrea Gabrielli guarda il primo lancio, anche lui. Stavolta è un lancio pazzo, un ball e uno strike. Altro ball, questa volta la palla rimane molto alta. 2 ball e 1 strike su Andrea Gabrielli con il numero 0, esterno destro. Palla sul filo basso, così decreta l'arbitro. Due ball, 2 strike. Adesso dovrà difendere, sì, il box. Gira una curva, si difende in foul, una palla probabilmente destinata allo strike, una palla veramente carica di effetto, lenta, sì, ma carica una parabola, sembrava quasi un lancio da softball. Conto invariato, 2 ball, 2 strike. Ancora una palla destinata all'esterno, palla che va in foul a destra. 2 ball, 2 strike. Lancio che rimbalza prima del piatto, bloccato dal catcher. Terzo ball, conto pieno su Andrea Gabrielli. Lancio che va in foul, chiamato sopra, ma in realtà cade sulle tribune. Sopra le tribune probabilmente, lancio sopra. Sempre conto pieno. Ancora, questa volta era una fast. Gira prima la mazza, non l'impatta correttamente. Ancora ennesimo lancio per il rilievo, almeno il settimo, l'ottavo lancio. Sì, è conto pieno oramai da 3 lanci. Una battuta che scavalca un bel doppio per Andrea Gabrielli. 2 su 3 per Andrea Gabrielli con un doppio. Cade di fatto con il rimbalzo, arriva sul cuscino, scavalca all'esterno. Adesso con un out e corridore in seconda, Bonemei deve avere solo la pazienza di aspettare il lancio, giusto?
un out, corridore in seconda, gira la prima palla, una palla probabilmente alta, della vista e ha girato ma non ha impattato, si carica di uno strike, possiamo dir nulla a Davide oggi, ma anche ieri e l'altro ieri, oggi 3 su 3. Oh, questa colpito, ancora 3 su 3, Bonemei è il battitore più colpito della New Rimini, questo è il 18° colpo che riceve sul corpo. Nel box di battuta adesso Thomas Cifalinò. No, il batticore non... Ah beh, perché ci sono 2 uomini, sì. Primo e secondo cuscino occupato, un out solo. Il manager ha chiamato in codice una giocata, vediamo cosa. Bunt sul lancio pazzo, praticamente è un ball, no, un tentativo di bunt non c'era perché ha ritirato la mazza nel momento in cui ha visto che la palla era un lancio pazzo. Avanzano rispettivamente in terza e in seconda base Andrea Gabrielli e Davide Bonemei. Adesso chiaramente Cifalinò è libero nel box di scegliere e di decidere da solo cosa fare. Altro lancio molto esterno, ottimo bloccaggio del catcher che evita chiaramente un punto. 2 ball su Cifalinò, batte una profonda volata, una valida, un doppio per R2 RBI un RBI perché Bonemei sappiamo non da una corsa veloce non riesce, comunque Cifalinò, doppio di Cifalinò, un punto con RBI. Yuri Cortesi, corridori in sempre seconda e terza base. Stavolta l'ottimo esterno centro è stato scavalcato perché giocava molto dentro, battuta verso il seconda base che raccoglie e assiste, però un RBI per Cortese, 4-3 ed entra il secondo punto con 2 out, 8-1. Cifalinò chiaramente dalla seconda arriva il cuscino di terza, nel box di battuta il penultimo Tommaso Signorile, l'8° del line-up. Scegliere i lanci, non girare per forza la prima. Primo lancio è un ball. Lancio altro ball, questa volta lancio altissimo, probabilmente una palla con effetto che esce male dalla mano del pitcher del rilievo Giulio Zitti. Secondo lancio è un ball, credo. 2 ball, 0 strike, 2 out, sempre corridore sul cuscino di terza. Base su ball per Signorile. No,
Secondo arrivo, 2 basi su ball, un F8, un K per signorile, 2-0. Nel box adesso con il numero 27 Enrico Perazzini, il nono del line-up, parte bassa sempre del sesto inning, 2 punti in questo inning, 8-1 il conteggio complessivo, gira subito in foul, primo lancio. Lancio che rimbalza prima del piatto, ottimamente bloccato dal catcher, un ball e uno strike su Perazzini, 2 out, corridori agli angoli per la New Rimini. Battuta, valida in mezzo agli esterni. Un RBI, un doppio per Perazzini. Nono punto, corridori sul cuscino di terza e sul cuscino di seconda. Bel doppio per Perazzini, di nuovo nel box di battuta per la quinta volta. Romano Pini, 9-1 il punteggio, lo vedete per chi ci segue in telecronaca, aggiornato sullo schermo. Sì, uomo corridori in seconda e terza e di nuovo quinta apparizione per Romano Pini, autore la volta precedente della prima valida. Primo lancio sul filo esterno, lo guarda. Out al volo, sfortunato, L5, termina il sesto inning con 3 punti segnati e 9-1 pubblicità. Di nuovo in linea, parte alta del settimo inning, 14ª giornata, gara 1 del recupero di andata.
recupero per rischio idrometrico, come si chiama? Idrogeologico. Allora, nel box di battuta il poderoso Rodriguez Ronald, numero 50, detto Romy, gira il primo lancio dell'ottimo rilievo Francesco Tarassi, lo gira in foul, primo strike. Secondo lancio rimane un po' basso, un ball e uno strike. Lancio che rimane interno e leggermente alto, 2 ball e uno strike su Rodriguez. Terzo ball, lancio alto. Conto pieno dopo aver girato in foul sulla destra. Adesso vi diciamo, Rodriguez è un... Ah sì? Ah, mi dicono allora che in prima per poco. Media battuta 2,92. Battuta sull'interbase che raccoglie, non ce la fa, gli sfugge dal guanto, credo, non so, errore? Errore. Allora, corridore in prima su errore di guanto dell'interbase, Edoardo Luconi con il 77 nel... No. Scusatemi, ho sbagliato. Alessio Pirani, il quinto delle nappe con numero 30, lascia passare il primo strike. Batte altra valida. Errore di lancio, nulla di fatto, è scivolato nel raccogliere la palla Andrea Gabrielli, ma comunque sia è valida, nulla di fatto. Rodriguez, ah eccola, ecco perché ho sbagliato, l'avevo messo qua. Corridori in prima e seconda base, nel box di battuta, Eric Brunetti, lascia il primo lancio che è un ball, secondo lancio uno strike sul filo esterno. Questa è la mia. Allora, un ball e uno strike. 2 ball e uno strike. Palla battuta verso il seconda base che raccoglie. Un out e non riesce, scelta difesa dunque.
Allora, doppio gioco. Ah, scelta difesa. Allora, un out solo, out in seconda. Nel box il primo rilievo, il ex DH e il rilievo Giulio Zitti. Sì, rilievo del partente, lanciatore. Gira in foul il primo lancio, si carica di uno strike. Altro strike in foul. Si carica del secondo strike il battitore, 2 strike. K girato. Secondo eliminato dell'inning nel box di battuta Federico Fiorentini, il nono del line-up, esterno centro. Primo lancio è un ball, palla bassa. Due out, corridori in prima e seconda base. Di nuovo, quarta apparizione per Filippo Bucciarelli, lead-off del Cubra Montana. Apparizione nel box di battuta, chiaramente. Primo lancio è un ball. Secondo lancio sempre ball, palla troppo bassa. Entra con lo strike, parte bassa, lavora sulla parte bassa dell'area. Francesco Tarassi. Altro strike, uno swing che va verso, una battuta che va verso il foul di sinistra. 2 ball, 2 strike. Un ball che somigliava molto allo strike. Terzo conto pieno. Una profonda volata, profonda, alto, presa al volo, F6.
Termina la parte alta del settimo inning con il secondo punto messo a segno dagli ospiti del Cupra Montana. Pubblicità. Di nuovo in linea, parte bassa del settimo inning, sostituzioni in difesa per il Cupra Montana, esce l'esterno sinistro Filippo Bucciarelli ed entra con il numero 14 Andrea Pierangeli, stesso ruolo. Primo lancio, un ball su Thomas Canuti, quinta volta anche lui nel box di battuta. Thomas, oggi poco fortunato nel box. Thomas. Secondo lancio, ball, interno, troppo interno. Strike nella parte bassa dell'area. Due ball, un ball, due strike. Scusatemi, due ball e uno strike. Batte. È una valida che è velenosissima, passa sul cuscino di terza e un doppio. Anche Thomas si sblocca in battuta con un doppio. Nel box Amedeo Fuocchi. Sostituzione pitch 99, pitch runner, volevo confermare. Sostituzione sulla base, dunque entra un pinch runner con il numero 99 Tommaso Montanari al posto di Canuti Thomas, autore del bel doppio.
I lanci non li ho contati No, quanti. i lanci no, come inning, perché non può fare più di 5 inning. No, lui è entrato al... No, no. No, è entrato al quinto. Lancio pazzo. Eh, lancio pazzo su Amedeo Focchi, avanza il pitch runner, battuta verso l'interbase che raccoglie, entra il terzo punto e va out con un'assistenza 6-3 Amedeo Focchi. Un out e un punto è entrato, però un RBI per Focchi nel box di battuta. Andrea Gabrielli, seconda volta che anche lui incrocia i lanci del rilievo. Lancio pazzo. Possibile chiaramente impattare questi lanci. Un out, dunque un punto. Gira con anticipo. Andrea Gabrielli gli è scivolata la mazza e chiede la pece. Un ball e uno strike su Andrea Gabrielli. Un ball e uno strike. Ancora in anticipo, troppo in anticipo. Un ball, due strike. Ma là, eccolo qua. Aggiornato il tabellone. Deve attendere ancora i lanci Andrea perché gira troppo in anticipo. Secondo ball. 2-2 il conto. Un out, nessuno sulle basi per la New Rimini. Gira la mazza, spizza la palla in foul. Gira, ancora si difende in foul, conto invariato, 2 ball, 2 strike, foul sulle tribune. Ciao. Una palla curva che di fatto passa sopra al lanciatore e il ricevitore la prende sulla schiena del conto. È un ball eclatante, conto pieno. Lancio pazzo di nuovo in base per ball Andrea Gabrielli. Nel box Davide Bonemei, 3 su 3, 3 valide e una volta colpito nel turno precedente. Ball.
Gira troppo in anticipo. Bonemei deve aspettare, poi girare con violenza. Palla lenta, girato troppo in anticipo, non può impattare mai la palla. Un ball e uno strike, no, uno strike solo, vero? Primo strike. Ball, 1-1 adesso, un ball e uno strike. Ah, 2 ball e uno strike, perfetto. La prima era andata... Perfetto. Tre ball e uno strike. Strike interno, così decreta l'arbitro Massimiliano Santoni. Conto pieno su Davide Bonemei. Battuta, out al volo dell'esterno sinistro, F7. Un out nel box, Thomas Cifalino, ancora Andrea Gabrielli, a cambio nel monte. Sostituzione per l'esterno sinistro, ci dicono, entra con il numero 6. Pierangeli Andrea, ultima presa, ed entra con il numero 6. Entra con il numero 6. Io non ce l'ho il numero 6 il nome. Allora, uomo in prima, 2 out. Primo lancio ball su Thomas Cifalino. Batte in foul a sinistra, un ball, uno strike. Un ball e uno strike. Due out, corridore in prima. 2 ball e uno strike. Mentre il catcher chiede la migliore al pitcher. Conto pieno, scusatemi, 3 ball e uno strike. Tre ball e uno strike, mi correggo. 2 out, corridore in prima. Una profonda volata, facile preda dell'esterno sinistro, F. Dunque si chiude il parte bassa del settimo inning con un punto segnato e il punteggio fermo sul 10-2. Telling me to dance,
Allora, inizio ottavo inning, un ball. Out al volo del bella corsa all'indietro del seconda base che fa la primo out, F4 su il numero 21, che è sì, F4 sul secondo del line-up, Edoardo Sebastianelli. Nel box adesso Alessandro Salazar con il numero 5, mentre c'è la sostituzione di Canuti, al posto di Canuti scende dall'esterno destro al prima base Andrea Gabrielli. Oscia, manca la palla, assistenza 1-3. Primo out anche per Andrea Gabrielli nella posizione di prima base. E all'esterno destro è andato con il numero 99 Montanari Tommaso. Due out nel box di battuta Edoardo Luconi. Primo lancio strike. Caldo. Uno strike sulla parte bassa dell'aria, così vede l'arbitro. Secondo strike, due strike. Due strike. Chiacchierano. Battuta verso il verso il pitcher che raccoglie. Con errore di tiro non può raccogliere Andrea Gabrielli, arriva salvo. Su errore di tiro non avviene la terza eliminazione, dunque arriva salvo il battitore Edoardo Luconi. Nel box di battuta il Romy, ovvero Ronald Rodriguez, numero 50. Primo lancio è un ball alto, interno. Secondo lancio sempre ball, troppo interno. Va bene, bravo. Sta cercando di lavorare sui fili Francesco Tarassi. Tre ball, cerca di entrare sui fili conoscendo la mazza del battitore. Base su ball. Nel box Alessio Pirani con prima e seconda base occupata. E visita del
l'allenatore dei lanciatori Daniele Del Bianco. Sostituzione nel monte della New Rimini, esce il primo rilievo Francesco Tarassi, subentra Ridolfi Francesco. Precedentemente era stato cambiato il ricevitore Jacopo Tombari, che subentra chiaramente a Signorile Tommaso. Allora, 2 lanci, ball sul numero 30 Alessio Pirani. Mentre la squadra dei Falcons batte 17-0 il Porto Sant'Elpidio, entra dopo 2 ball, entra con 1 strike. Non c'è, oggi non c'è. Ah sì, non dà nessun... Sì. K! Eliminazione. Termina la parte alta dell'8º inning con punteggio di 10-2, pubblicità.
Di nuovo in linea, parte bassa dell'ottavo inning, 10-2 nel box di battuta tra gli ospiti del Cupra Montana e la New Rimini. Nel box di battuta Yuri Cortesi, quinta volta anche lui. Mentre nella pedana c'è ancora il primo rilievo Giulio Zitti. Il primo lancio è un ball. Battuta valida di Cortesi. Una valida, apre subito l'ottavo inning con una valida nel box di battuta per la prima volta Jacopo Tombari, il neoentrato. Il microfono. Gira subito la prima palla, Tombari, e out al volo. Out al volo dall'esterno destro. Quindi primo eliminato. F7. F9. Adesso Balducci. Quindi abbiamo un out, uomo in prima. Prima palla strike su Balducci, numero 29. Palla molto lenta, una curva esterna che è ball. Uno strike. Una palla interna che quasi colpisce Balducci. Due ball, uno strike. Palla sul terza base. Scelta difesa. Viene eliminato Cortesi in seconda base e viene salvo in prima. Quindi scelta difesa, 2 out per la New Rimini, Pini in battuta. Primo del line-up. Prima una curva strike, curva bassa ma strike. Palla che scivola al catcher e uomo in seconda per la New Rimini. Me la paghi lo stesso questa? Me paghi lo stesso questa? Scusatemi, l'abbandono della postazione, 2 ball e uno strike. Ecco, mi dicono che Tombari F9. Dunque abbiamo 2 out. Perazzini Enrico, scelta difesa?
Allora, abbiamo solamente un corridore che è, chi sarebbe? E Pini dov'è Pini? Ma lui là è entrato al posto di... Ah. Battuta, auto al volo F9 su chi? Abbiamo detto su Montanari? Pini ha fatto F9 adesso. Ma lui... Ah, era Pini? F9. Montanari è entrato al posto di Perazzini allora. Balducci, scusami. Pubblicità. Parte alta del nono inning, nel box di battuta il numero 2 Eric Brunetti che lascia passare un ball e uno strike. No, c'è stato anche un altro lancio. Allora, un ball, 2 strike. Sì. Nel frattempo Enrico Perazzini è stato sostituito da Balducci. E io mi sono perso i lanci perché abbiamo un tabellone che non è aggiornato. Molto. Ah no, K. Eric Brunetti, secondo K, un F2 e una scelta difesa, nessuna valida fino adesso. Nel box Giulio Zitti, il rilievo dei marchigiani, gira subito la prima in foul. Un out. Nel frattempo ancora foul, secondo strike, 2 strike sul conto del battitore.
lancio che rimane alto, un ball, 2 strike. Valida. Dopo 3 eliminazioni al piatto, valida anche per Giulio Zitti. Singolo verso il pitcher, nulla da fare per la difesa della New Rimini nel box di battuta con il numero 8 Federico Fiorentini. Primo lancio, ball. Palla battuta sul seconda base che raccoglie e decide non per il doppio gioco, per la seconda eliminazione, 4-3. Raccoglie il seconda base e tira sulla prima base per il secondo out, dunque avanzamento sul cuscino di seconda per Giulio Zitti, autore della valida precedente. Nel box di battuta non è Andrea Pierangeli, scusatemi, con il numero 6, non conosciamo il nome. Gira in modo aggressivo la prima palla, la lascia in foul dietro il catcher. Secondo strike con swing. Due strike e un ball. Sempre corridore in secondo, 2 out. Palla che viene battuta in foul sulla destra, sopra le protezioni, le reti di protezione. Conto invariato, un ball, 2 strike. E K con girato. Termina così la partita sul punteggio di 10-2 e a questo punto la seconda partita è ininfluente. La New Rimini questa vittoria si consacra prima del girone e questa sera sicuramente in qualche modo vedrete sul sito della New Rimini l'avversario dovrà incontrarsi nei playoff che si giocheranno a settembre. Fine di ottobre e settembre, però scusatemi, fine di agosto e primi di settembre. Allora, primo e secondo weekend di settembre. Vi salutiamo, auguri, buone ferie, a risentirci in futuro.
Chi